Signore, buonasera, amici di Storie, eccoci qua di nuovo per un'altra puntata ormai del nostro programma televisivo, definito programma aperitivo. Programma aperitivo, sì, perché vi accompagniamo durante, prima di cena, naturalmente conoscendo degli ospiti importantissimi, curiosi, di puntata in puntata. Già. È vero Frida? Sì. Ecco, a questa sera, vuoi dire tu chi abbiamo? Sì. Anticipiamo, perché abbiamo un personaggio molto bello. Siamo con una showgirl quasi, direi. Siamo vicini a una showgirl. Possiamo definire un'attrice, possiamo definirla una modella, possiamo definirla, che so, una interprete di musical. Modella? Sì, un'attrice, un artista tutto tondo, sì, se vogliamo. Davvero un artista a 360 possiamo gradi. Definirla anche molto bella. Io insomma, mi ci metto da parte del buon Concordo. gustaio di turno e andiamo a conoscerla, perché è Penelope Landini di Imola. Ciao Penelope. Ciao. Ma che meraviglia, ciao, ben arrivata. Non ti faccio alzare in piedi, se no mi licenziano. No, sì, no, perché non ci sta. No, okay, no, dai. Perché lei è bellissima, altissima, degli occhi meravigliosi. Grazie. E una carriera strepitosa, devo dire, questa ragazza, perché è veramente molto giovane. Non diciamo l'età, ma noi lo sappiamo, voi sicuramente la immaginate, non diciamolo. Non la diciamo. Nasci come attrice, vero? Sì, da giovanissima, diciamo l'età, dai. 25. No, da quando? Ah, non l'età mia! No, vabbè, dai, si può dire. L'hai detto, insomma, esatto. Ho iniziato a 14. 14 anni. A 14 anni, sì, ho iniziato a rompere le scatole a mamma e papà, che avevo questa gran voglia, necessità di entrare in un gruppo teatrale, insomma. A 14 anni ti è venuta l'ispirazione del teatro? Ma in realtà l'ho sempre un po' avuta, nel senso, questo senso di protagonismo alla fine, perché noi attori siamo egocentrici, siamo così. Si tratta di questo. Esatto, a casa con mamma e papà quando avevo 10 anni, 9 anni, che facevo gli spettacolini, sai, certo. Ma vera proprio, creavo questi sipari con i lenzuoli, ma delle cose incredibili. Avevi già la tua natura che si esprimeva. Mamma mia, sì, e ho avuto la possibilità di esprimerla del tutto a 14 anni, insomma, con dei laboratori, con dei corsi. Il primo spettacolo poi è arrivato nel 2004, dove appunto avevo 14 anni, dicembre 2004. Dove? A Imola. A Imola, nella mia città, addirittura alle Bestignani, quindi al Teatro Comunale di Imola, che dopo lo chiusero, che l'hanno restaurato, e fu l'ultimo spettacolo che fecero. Poi a 15 anni passi sulla moda. 15 anni ho scoperto quest'altro mondo così affascinante da fuori della moda, insomma della moda, grazie soprattutto a una persona che mi ha introdotto nell'agenzia di moda per la quale ancora lavoro. Quest'anno faccio 10 anni e non so se la posso nominare o... Beh, sì, tranquillamente, insomma, penso che non sia la Collection di Bologna, che è una delle agenzie più grosse di Bologna, e sono entrata lì e ho iniziato a lavorare. Però tu hai continuato a studiare teatro, però, assolutamente. Non ti sei fermata, perché pensate che prima mi diceva una cosa importante Penelope, che giustamente condivido, qualsiasi artista credo debba passare dal teatro, perché la formazione che ti dà il teatro, sia che tu faccia l'attore, che tu faccia la modella, comunque l'impronta della scuola di teatro ti serve, vero? C'è molta differenza ovviamente tra la base, sì, poi ovvio che ognuno può scegliere il livello che vuole, però diciamo che sia che sia una modella su una passerella che un attore sul palcoscenico, alla fine deve interpretare qualcosa, che sia un personaggio, che sia un abito. Secondo me l'interpretazione ci deve essere, anche perché ricordiamo le grandi top model, la Naomi Campbell, Linda Evangelista, avevano quella magia negli occhi quando sfilavano, quella sorta di ipnosi, no? che ipnotizzavano, che catturavano, ma per questo, perché loro quello che indossavano... Senza snaturare l'abito, tra l'altro, perché questa è la forza della brava top model. Bravissimo. Perché se no guardi solo la modella, guardi la bellezza della donna, però ti passa in secondo piano l'abito. Invece deve diventare un tutt'uno. Ed è quello che ti insegna una buona scuola di teatro, come quella che ho frequentato anch'io un po' di anni dopo. Perché ti sei trasferita anche a Roma, vero Penelope? Sì, io ho vissuto a Roma, ho fatto questa pazzia che alla fine era dovuta, perché se volevo iniziare questa carriera, con tutto l'amore che provo per la mia città, Imola non poteva darmi delle gran possibilità. Quindi mi sono trasferita a Roma, avevo 19 anni, sono partita con la mia macchinina, ho detto mamma ciao, io parto, dove vai? A Roma. E dove stai? Cosa vai a fare? Conquista? No, alla fine avevo organizzato già da un po' di mesi prima con delle amiche, anch'esse artiste, una ragazza che fa la modella, un ragazzo il modello, abbiamo preso in affitto questo appartamento e in 6 ci siamo trovati a vivere lì e è iniziata l'esperienza. Com'è l'ambiente della moda? L'ambiente della moda è un ambiente... È frivolo? Perché c'è un po' un'idea strana di questo ambiente qui della moda, così. È vero, non è vero, c'è del vero, non c'è del vero? Insomma. Allora, come penso in qualsiasi ambiente
anche quello del cinema, ma credo anche i più semplici di quello che può essere uno studio di un avvocato, comunque in un ambiente ospedaliero. Alla fine ci sono tante persone che nel mondo della moda che fingono e tante invece che vivono. La moda è affascinante, tanto quanto può essere il teatro o il cinema. Ovvio che ci sono certi canoni nella moda che sono richiesti, che portano anche certe ragazze a viverlo in maniera un po' turbolenta, perché ovviamente mangiare poco, tenere una certa linea, eccetera, eccetera. Della moda. Sì, diciamo che, e poi si è anche fatto degli errori secondo me, poi errori, io non so nessuno per dirlo, parlo da Penelope, mettere da parte anche molto la ragazza italiana perché non riusciva ad arrivare a degli standard di magrezza desiderati e prendere comunque ragazze dell'est eccetera perché insomma la loro conformazione, esatto, mettendo da parte, invece questo succedeva anni fa, invece ora vedo che c'è molto, sta molto tornando l'immagine della donna italiana, fortunatamente. Per fortuna, ma un po' più difforme. Un po' più difforme, anche perché all'estero è questo che vogliono vedere. Cioè, la donna italiana, la donna mediterranea è ricercata, quindi anche questo si vede un po' di più sia nelle passerelle che nelle campagne pubblicitarie. Ascolta Penelope, Roma è stato un po', se vogliamo, il tuo trampolino ufficiale, perché poi lì sono nati spot televisivi, hai lavorato per Uno Mattina, hai fatto gli spot pubblicitari veramente. Diciamo che se posso permettermi il mio... Tu puoi permetterti tutto, sai che detta questa, insomma... No, per dire sì, ovviamente io a Roma, quando parlo di Roma mi sciolgo perché dal momento che vivi a Roma e torni, perché poi ho deciso di tornare nella mia città, una parte del cuore rimane lì, una parte del mio cuore è rimasta lì. Il mio primo però spot, la mia prima occasione mi fu data a Bologna. La mia agenzia, quella di cui nominavo prima, mi diede la possibilità di trovarmi sul set dello spot della Wind con Aldo, Giovanni e Giacomo, ma lì è stata una botta di fortuna incredibile. No, perché lo spot doveva essere girato il giovedì, il lunedì dovevano fare il casting, poi per mercoledì e giovedì misero pioggia, dovettero anticipare le riprese e quindi la mia agenzia disse prendete lei, andate fiducia, prendete lei. A prescindere, quindi si sono fidati. Quindi si sono fidati e mi sono trovata per la prima volta a 19 anni su un set cinematografico in piazza Santo Stefano con Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma sei andata bene perché lo spot è riuscito. Ero tipo pollicino Ascolta Penelope, te non ti sei fatta mancare niente, perché vabbè, sei giovanissima, l'abbiamo detto, poi c'è anche Diego nella tua vita, che non è mica roba da poco. È il mio bimbo. C'è il tuo bimbo. Sei anche mamma. Oltre a tutto questo, sei anche mamma. È stata poi la motivazione per cui dovetti tornare a Imola, perché ero rimasta incinta, il mio compagno è di Imola e ho dovuto... Il tuo compagno fa l'attore, fa il modello? No, il mio compagno non ha nulla a che fare, il mio compagno gestisce un negozio d'abbigliamento, sì, però insomma bisogna avere molta pazienza per avere a che fare con un artista. Immagino. Quindi io lo ringrazio sempre perché... Ascolta, c'è un film che uscirà a marzo 2015, quindi imminente l'uscita, vogliamo dire il titolo? Amigdala. Quindi oltre ad aver fatto tutto ti stai un po' buttando anche sul cinema. Diciamo che per un attore sarebbe un po' una coronazione. Ne vuole tanto da camminare, tanto da fare, anche perché coronare adesso è un po' presto. Sì, ma io sono contenta, io di tutto quello che ho fatto, che ho seminato, che comunque in cui ho creduto quando ero più piccola, ne sto ricevendo i frutti anche oggi. Quindi consiglio che puoi dare ai giovani che ci seguono da casa, magari che vogliono intraprendere il percorso della moda piuttosto che il percorso dello anche spettacolo. Perché non è neanche facile rimanere su una linea diciamo magari seria o consigli che puoi dare, Penelope? Allora, sicuramente, se posso permettermi, dare il nome della mia pagina Facebook, Penelope Penelope L, poi ho un canale YouTube, Penelope Landini, dove metto tutti i video che mi vede un protagonista, che siano videoclip o interpretazioni in spot, eccetera, eccetera. Sono molte ragazze che mi cercano e mi chiedono consigli e io la cosa che posso dire è: se è un vostro sogno ed è una vostra aspirazione, combattete contro chiunque vi si metta davanti. Perché se dentro siamo così, siamo artisti e lo rinneghiamo, esplodiamo.
è un qualcosa che va portata fino in fondo, bisogna crederci, bisogna aspettarsi delle porte in faccia, ma tante, anche brutte esperienze con persone negative. Quelle devono dar forza. Bravo, sono quelle che danno la forza di andare avanti, quindi aspettatevi di tutto, ma non mollate mai, assolutamente. Penelope, programmi per il futuro, poi chiudiamo? Sì, adesso vi invito tutti a partecipare, il 22 marzo, che è una domenica, saremo sotto il centro cittadino. Ad Imola? A Imola, sotto l'ex Casa del Fascio, che sto organizzando un evento moda spettacolo insieme a Erika Sabattini, mia collega e anche lei organizzatrice di eventi conosciuta a Imola. Stiamo creando questo show, che in realtà si parla di uno show perché vogliamo unire la moda, momenti moda, con performance artistiche di artisti imolesi e non solo. Sarà una serata molto bella, ci sarà comunque un buffet, un'azienda vinicola che darà i vini, un'azienda di Treviso. Questo è un po' anche il tuo sogno, no? Quello di andare a creare, come dicevi prima, nelle modelle. Infatti ti ringrazio per averlo detto, perché quello che a me piacerebbe molto è riuscire a far capire ai giovani, magari anche con un corso che spero di arrivare a condurre, una scuola, che è molto importante per dare qualcosa di più nel nostro settore, riuscire a unire la tecnicità della moda, della passerella con l'interpretazione che può dare il teatro, che sarebbe coronare un sogno magnifico. E questo è quello che vorrò fare nel mio evento. Bocca al lupo, Penelope, che dire? Ce la farai perché c'hai nell'occhio l'entusiasmo, c'hai l'esperienza, c'hai la bravura, la bellezza, insomma, c'hai tutte le doti. Ho tanta voglia, tanta passione, questa è la cosa che mi porta avanti. Perfetto, in bocca al lupo. Grazie ragazzi, grazie. Grazie. Ciao. Hai visto che meraviglia, davvero. L'entusiasmo che negli e poi occhi è di Imola. E poi Imolese, mamma mia. Imolese, Quante belle cose che abbiamo qua a Imola, vedi quante bei personaggi, vero? Che magari a volte non sappiamo neanche di averli così vicino a casa. Sai, Mauri, che è tornato un ospite che amo particolarmente. Altro personaggio straordinario, che la puntata scorsa, devo dire, ha avuto veramente un successo incredibile, perché abbiamo visto naturalmente, abbiamo parlato di un argomento che a volte non viene preso sul serio, a volte comunque viene considerato, se vogliamo, un po' troppo frivolo. E sto parlando del nostro Andrea Vitali, esperto in tarocchi, un professore, un insegnante, magia dei tarocchi. Possiamo definirlo, l'abbiamo definito il Dan Brown italiano la volta scorsa. Accidenti. Penso che hai lasciato il segno nella puntata precedente. Ascolta, la puntata precedente, Andrea, si parlava di chi ha inventato i tarocchi, il famoso principe, vero? Un principe. Approfondiamo, vorrei fare un passo indietro per ricollegare. Questo principe toscano, fra l'altro nipote di Castruccio Castracani. Castruccio Castracani è stato uno dei più grandi condottieri di Ventura italiani. Castruccio Castracani. Ma perché sembra uno scioglilingua? Castruccio Castracani, ma tu di chiamarsi Toscano e ghibellino. Il discorso del ghibellino, quindi di fazione imperiale. È molto importante per capire come mai un suo nipote, nel momento che i ghibellini sono disfatti in Toscana, scappa e fugge a Bologna, dove diventa generalissimo delle armate bolognesi, quindi dei Bentivogli, e intanto, insomma, che era lì d'estate, seduta al bar, cosa fa? Si inventa un bel gioco di carte. Perché naturalmente lui, essendo un antipapale, inserisse in queste carte una novità, cioè dei simboli. Il Papa, che era il suo odiato nemico, la papessa, che in realtà sarebbe la fede cattolica, ma per lui erano le donne del Papa, perché in quel periodo sappiamo benissimo come funzionava, basta seguire i telefilm dei Borgia. La temperanza, che è la virtù cristiana della moderazione, che il Papa non aveva. La giustizia del Papa. Il giudizio, quello che era il giudizio come il Papa giudicava gli altri. La luna. Il Papa di notte non dormiva perché era terrorizzato di essere ucciso, per cui sempre sveglio. Chissà quanto. Vigile. Il carro, il desiderio di potere del Papa, cioè di quello il trionfo romano, quello di poter così esprimersi eccetera. E il sole, perché ovviamente il sole lui si prefigurava come sole per tutte le genti, per tutto il mondo. Ecco. Queste 8 carte unite a 6 carte con numeri era un piccolo gioco così fra amici eccetera. E come funzionava? No, non sappiamo, questo non sono rimasti documenti su come funzionasse il gioco proprio vero e proprio. Ma succedette una cosa strana a Bologna, perché
l'Inquisizione, che è sempre stata presente ovunque, anche in questo caso a Bologna, non in maniera così determinante come lo divenne poi in Toscana in seguito, eccetera, è questo alito inquisitoriale, qualcosa sul collo di questo principe, di coloro che giocavano a carte, un gioco di carte dove c'era il Papa e la Papessa, insomma suona un po'... esatto, allora cosa fecero i seguaci, cioè gli allievi, chiamiamo, come se lui fosse il maestro, del nostro principe? Successivamente, stiamo parlando di inizio 400, quindi parliamo già verso metà 400, soprattutto fine 400. Qui le carte assumono un altro connotato e vengono ad essere chiamate le carte... Del diavolo? Del diavolo. No, le carte di Dio. Di Dio. Per cui, esatto. Noi pensavamo del diavolo perché è inquisitorio. Allora, un po' blasfemo. Adesso vi racconto quello che è la realtà storica dei tarocchi, perché la gente pensa che i tarocchi sono le carte del diavolo, cioè si divina. Ma proprio in generale c'è il luogo comune di dire che le carte sono le carte del diavolo, no? Esatto. Giusto, voi dovete sapere, allora, cosa sono i tarocchi? Il più completo sistema simbolico del nostro Occidente. A livello umanistico sono considerati una delle più straordinarie realizzazioni del pensiero umanista italiano, ma a livello etico la Chiesa a quel tempo li considerò, quando vi racconto cosa successe, dopo la morte del principe, li considerò uno dei mezzi per capire, per comprendere un'etica cristiana, cioè la scala mistica. È come il catechismo. Ecco, come si sviluppava il catechismo, come si insegnava il catechismo? In quel tempo, perché c'erano dei predicatori, perché uno andava in una chiesa, vedeva gli affreschi dell'inferno, del paradiso, le storie bibliche. Esatto. Il gioco di carte dei tarocchi diventarono 22 col tempo, perché il 22 è, nella numerologia mistica, è il numero che porta la conoscenza di Dio da parte dell'uomo, e inizia in questa maniera, ludendo la conoscenza di Dio da parte dell'uomo. Perché? Perché chi è 22 sarebbe cosa rappresenta? Le 22 lettere della sapienza, è un percorso di elevazione, un percorso di elevazione di conoscenza. Perfetto. Perché chi è il matto? Il matto, secondo il principio della filosofia scolastica, che era quella che si chiama nelle scuole, si basava sul fatto che uno doveva credere non in Dio per fede, ma per ragione. Gesù Cristo è vissuto, certo, era figlio di Dio, certo. Gesù Cristo ha detto che chi è cattivo va all'inferno, certo. Allora se tu non credi sei matto. Per cui figure di folli o di matti vengono inserite... Il matto era l'anticristo. Vengono inserite nelle Bibbie laddove si parla di colui che non crede. Perché non ragiona. Non ragiona, Perfetto. Poi che c'è il bagatto è colui che crede in Dio ma non ritiene necessario osservare la lettera a tutti i comandamenti, tanto che la Chiesa si inventò il peccato bagatella. Ma penso. La parola bagatella, cos'è? Cose di poco conto. E c'erano delle voci delle lingue che allora dicevano: cosa vuoi che sia se qualche volta non vai a messa? Cosa vuoi che sia se qualche volta non mangi carne di venerdì quaresimi? Pensi forse perché per queste bagatelle Dio ti manderà all'inferno? E la Chiesa condannò questo modo di dire, chiamandolo peccato bagatella. Quindi prima il matto che non crede, poi il bagatto che crede ma non eccetera. Allora tutto il percorso che troviamo nei tarocchi, tutte le altre carte, non servono a questo bagatella, quindi dal potere temporale, no? L'imperatore e l'imperatrice, messe da Dio a governare, il potere spirituale, il Papa e la fede, eccetera. I vizi che devono essere vinti dalle virtù, la ruota che insegna stai attento a non tradire Dio, tradire l'appeso, era l'appeso, la carta per un piede, era la pena che veniva comminata. Cioè appeso per un piede? È una delle carte dei tarocchi? Sì, era la pena che si comminava ai traditori, cioè tutti coloro che tradivano venivano appesi per un piede. Quindi rappresenta. Dice stai attento perché quando la ruota gira, la ruota della fortuna, quindi la ruota del destino gira, se tu hai tradito Dio, quando muori vai all'inferno. Per cui, voglio dire, dopo, salendo verso le sfere celesti, perché dopo abbiamo la sfera Inge, sfera di fuoco, che praticamente è quella sfera di fuoco che serviva alla divinità per, come dire, colpire come un po' la sedita di Giove tutti coloro che sulla terra in qualche maniera davano fastidio. Pensate a Sodoma e Gomorra con i fuoci che vengono, no? Eccetera, a parte che Biglino dice che sono stati gli alieni, ma questo è un altro discorso. Questo è meraviglioso. Bene, poi c'è il cerchio delle stelle, il cerchio della luna, il cerchio del sole, fino a che il giorno del giudizio, attraverso giustizia, l'uomo buono sarebbe stato immesso alla presenza del mondo, cioè del Dio Padre, perché il monaco del 500 chiama appunto il mondo, lo chiama il Dio Padre. E quindi il folle, concludendo, che è colui che non crede in Dio, deve diventare attraverso la conoscenza
E l'osservanza di tutti questi precetti deve diventare folle di Dio come lo divenne San Francesco, che viene appunto chiamato il folle di Dio, lo santo iullare di Dio. Quindi un percorso di elevazione dal non credente fino a diventare addirittura fedele. Questo è il gioco dei tarocchi. Attraverso il gioco, quindi ludendo, io comprendo, io imparo. Ludendo imparo. È straordinario. Abbiamo una visione dei tarocchi totalmente, insomma, profonda. È considerate che a livello universitario i tarocchi sono oggetto di tesi di laurea in tutto il mondo. Certo. Io attualmente sto seguendo 15 tesi di laurea sui tarocchi, perché mi mandano un po' personaggi dal punto di vista artistico, filosofico. Però Andrea, ci sono tanti cialtroni in giro, è vero? Quanto i cialtroni? Allora, intanto i cialtroni sono di due tipi, quelli che dicono che sui tarocchi non si conosce nulla e sono un mistero, perché che non è così, no, sappiamo tutto. La prova, hanno interesse perché anche se una donna viene conosciuta al 100%, dopo un po' che la conosciamo, il mistero iniziale viene a svanire. Lo stesso per qualsiasi scelta, per cui c'è chi invece cerca di perpetuare lasciando, perché se io ho il maestro, se io sono un maestro e io conosco i misteri, io ti insegno, ma non ti insegnerò mai tutto. Per quindi, forza, perché se tu puoi leggere in un libro, ovviamente tutto casca. E poi lei formalmente si riferisce all'aspetto cartomantico. Sì, soprattutto l'aspetto cartomantico. Quasi tutti li conosciamo così. Come ho detto nell'incontro precedente, Jung, il grande psicologo, definì molto bene qual è il tipo di atteggiamento da adottare, quindi il simbolo come ricettore, conduttore di formazione. Si ha quasi, come dire, di fronte alla lettura dei tarocchi si potrebbe quasi dire, se crediamo a Jung, e Jung come si fa a non credere, è stato il padre della psicanalisi, che insomma in qualche maniera ci sia quasi un atteggiamento o scientifico o pseudoscientifico. Dobbiamo chiudere, bisogna diffidare dei personaggi che non conoscono nulla, che non sanno chi è Jung, eccetera. Come possiamo riconoscerli questi personaggi? Beh, sono personaggi che insomma bisogna prima chiedersi che cosa significa l'appeso. Bastava dire chi è Jung. Chi è Jung? Che qui è scienza, quindi cosa significa l'appeso. Allora, sulla domanda chi è Jung, sai cosa facciamo? Noi lanciamo purtroppo la pubblicità perché andrei avanti 20 giorni con questo argomento, ma ci rivediamo sicuramente, Andrea. Grazie. Ci vediamo subito dopo la pubblicità per un altro personaggio straordinario. Bene, eccoci qua di ritorno dopo questa pausa pubblicitaria. Devo dire che l'argomento sui tarocchi è veramente curioso. Sai, mi sto cominciando a incuriosire. Vedi che ti stiamo affascinando. No, ma è una visione diversa di quello che è il mondo dei tarocchi. Perché vedo che dietro c'è proprio uno studio, una scienza, c'è veramente qualcosa, una storia, se vogliamo, vero? È un po' come l'astrologia, no? Un po' come l'astrologia, sì. Beh, sai cosa facciamo? Approfondiremo sempre di più questo argomento. Ascolta, io so che ti è arrivata una mail in questi giorni, vero? Molto molto curiosa, che naturalmente non sappiamo dare risposta. Sempre sui nostri diritti, le domande dei cittadini, che noi senza nostro caro avvocato non riusciamo a rispondere. Ma sì, infatti, ma noi abbiamo l'avvocato però qua, l'abbiamo qua di fianco a noi, che intanto è arrivato, la poltroncina calda dal nostro amico Andrea Vitali, hai visto che è insomma, anche lui è in carne come me. Sì, però sono due personaggi veramente importanti. Ciao Marco, ben arrivato. Ciao Frida, ciao. Noi ti abbiamo richiamato perché è arrivata questa settimana una mail alla nostra Frida, alla nostra redazione, e ancora una volta non sappiamo dare risposta. Senza di te, abbiamo bisogno di te. Mi parlavi di contratti di mantenimento. Esatto, sì. Cosa sono questi contratti di mantenimento? Guarda, allora ti dico subito che è diciamo così, è un tipo di contratto che non so perché, ma ultimamente i notai stanno facendo in quantità. Sostanzialmente si tratta di un contratto con il quale una persona cede i suoi beni a un'altra persona, quindi di solito la proprietà immobiliare e quant'altro, a fronte di un mantenimento di questa persona che riceve i suoi beni per tutta la vita. Ora tu mi dici, perché uno dovrebbe fare una cosa del genere? Beh, i motivi magari sono più di uno. Cioè, tradotto, io ti lascio. Tu hai una casa. Ti do tutta la mia casa, te la do, e tu mi mantieni. Esatto. Quindi tu non spendi niente nella mia casa, giusto? Io te la do. E tu però mi mantieni, quindi l'alloggio, tutto il mangiare, tutto? Tutto. Quindi le motivazioni sono varie, dicevi. Ma che interesse si ha a fare una cosa del genere? Scusami. Esatto. Ma guarda, ti dirò la verità, spesso capita con persone sole. Ti capita comunque di essere una persona sola, che non ha magari più figli, o ha un figlio, oppure è proprio comunque
in una situazione comunque di difficoltà anche economica, tale per cui dici io ho questa casa, ho una pensione bassissima, non riesco più ad andare avanti o solamente a aver cura di me stesso, perché tante volte devo andare comunque in farmacia, in ospedale, devo fare delle visite, devo muovermi, non ho più la possibilità di avere la patente, sono veramente da solo, come faccio? Certo. Allora, ci sono situazioni in cui uno dice guarda ascoltami, tu che sei mio parente ma non saresti mio erede, oppure comunque dici ma io ti aiuto però non mi dai niente in cambio, se non ha nulla da dare in cambio, tante volte i notai fanno proprio un contratto di questo tipo. Contratto che si dice anche in questo caso aleatorio, perché uno dice ti cedo tutti i miei beni e io ti mantengo, ma per quanto tempo ti devo mantenere, visto che comunque la vita come non si la stabilisce conosci? questo valore di mantenimento? Si dice che è un contratto appunto aleatorio, ed è aleatorio e questo valore si dà in relazione sul valore dei beni. Io ti cedo comunque questi beni hanno un certo valore, diamo questo valore al contratto, ma in realtà non sappiamo se la mia controprestazione, cioè il mantenimento, corrisponderà al valore dei tuoi beni, perché potresti morire 3 giorni dopo, come comunque fra 30 anni. Quindi magari il mio mantenimento diventa lungo, supera addirittura il valore dei beni che mi hai dato. Ed è per questo che si dice che è un contratto aleatorio, cioè l'incertezza del contratto. Ma può creare anche delle problematiche. Può essere contestabile una cosa del genere, vero? Io non pensavo che tu vivessi così tanto. Allora, no, su questo no. Ma la tua sagacia però, non sto scherzando, non sto prendendoti assolutamente in giro in nessun modo, può essere contestato perché? Perché tante volte questo contratto lo fanno proprio chi? I genitori con uno dei figli e l'altro figlio rimane invece estraneo a questo contratto. Come già spiegai in varie puntate precedenti comunque, i 2 figli sono eredi legittimari necessari, cioè hanno diritto ad una quota. Se un genitore cede ad un figlio tutti i suoi beni a fronte del mantenimento, teoricamente sarebbe legittimo, salvo che non nasconda una donazione simulata. Famosa donazione che abbiamo parlato alcune puntate fa. Donatum. Nel caso di colazione si somma relictum il donatum in vita. Il relictum e il donatum. Però, senza tornare su quello, effettivamente un contratto di questo tipo può avere un'esigenza davvero ad uso comunque proprio di mantenimento. In altri casi può nascondere una donazione. Legalizzare praticamente da un certo punto di vista. Perfettamente. Ma perché ne fanno tanti secondo te adesso di questi tipi di contratti? Personalmente ti dico, casualmente, questa però evidentemente è una situazione, un momento in cui ci saranno questi tipi di contratto. In cui però comunque ti dico, ci sono anche, insieme ad altri tipi di contratto che sono comunque anche il fondo patrimoniale, finalizzati a che cosa? Anche a spogliarsi dei propri beni. Cioè ora siamo in una situazione, e non nascondo nulla né dico nulla di strano, in cui molte persone si trovano in difficoltà economica, che possono essere imprenditori nella maggior parte dei casi, perché il tessuto, dicevi, non parliamo di cose, di cose tristi, però attualmente la situazione è un dato di fatto, che comunque alla fine ti trovi in situazioni molto pericolose e tutti i lavori che magari, i sacrifici che hai fatto in una vita per una casa, tante volte comunque alla fine vengono o possono sfumare di fronte comunque all'attacco da parte di creditori, tasse e quant'altro. Tante volte fai dei contratti appunto di questo tipo anche per dire io mi spoglio di questi beni, non sono più miei, non sono più attaccabili, nel frattempo comunque alla fine però rimango a viverci e li posso godere. Ecco, quindi da un lato è questo, dall'altro evidentemente ci sono proprio esigenze reali perché è un contratto che esatto, una persona può avere veramente bisogno che qualcuno comunque lo aiuti, capito? Certo. Siamo tutti individui solitari. Assolutamente. Ascolta, vi viene una domanda. Oh, come sei è vero, abbiamo concluso con, appunto con questo tipo di questo argomento, vero? Sì, Ti faccio una domanda invece che leggevo l'altro giorno su un quotidiano per quanto riguarda le clausole vessatorie dei contratti. Sono contestabili, sono per quanto riguarda noi cittadini che tutti quanti i giorni magari firmiamo contratti, voi per assicurazioni, voi per compagnie telefoniche, voi per... E quanti punti contrattuali non leggiamo? Ma tutti praticamente, naturalmente. No? Allora, ti fanno fare 3-4 firme dove accetti la clausola su clausola su clausola, poi dietro la controfirma che accetti che con quella firma hai accettato la firma che ha firmato il contratto. Cioè, cosa allucinante, capito? Quindi come possiamo tutelarci? C'è un fatto di contestabilità da parte di noi cittadini, non possiamo... Come ci dobbiamo comportare? Ascolta, per quanto riguarda i contratti tra professionisti e consumatori, sul discorso di clausole vessatorie c'è da dire che
oggi i contratti che sono appunto fondati, come tu dici, no? Su firme, controfirme, eccetera, una volta erano molto più semplici, erano tutti i contratti, firmavi sotto, poi c'era comunque una ripetizione delle clausole cosiddette vessatorie, senza il 1341, e c'era una doppia firma. Certo. Poi è stato introdotto comunque alla fine il codice del consumatore, che ha previsto che le clausole cosiddette vessatorie, e quindi c'era una certa elencazione con alcune specificità, tipo la rinuncia ai diritti, la prosecuzione del contratto automatica, eccetera, eccetera, debbono essere non più approvate con doppia firma, ma approvate singolarmente una per una, e va dimostrato che siano comunque approvate una per una. Conseguentemente, una per una in che senso? Cioè, che vanno autonomamente comunque discusse. Quindi teoricamente i contratti con moduli prestampati hanno acquisito una tutela sicuramente ridotta, molto ridotta. Da parte del soggetto che comunque ti fa firmare il modulo. Capito? Okay. Ecco. Una volta invece comunque era sufficiente la doppia sottoscrizione. Poi l'introduzione del codice appunto del consumo, a tutela comunque dei consumatori, ha modificato questa situazione. In teoria un contratto che ha 54 clausole, scusate, dovremmo firmare 54 clausoline una ad una? Allora, no, una firma può tutte le clausole sono vessatorie. Non tutte le clausole sono vessatorie, sono vessatorie solo le clausole che comunque alla fine ti impongono un comportamento che va oltre la normalità. Per esempio, allora, ti dico, io ti vendo questo prezzo, il canone d'abbonamento è 50 euro. Cioè questa non è una clausola vessatoria. Se ti dico però comunque alla fine in un'altra clausola, guarda che comunque il rinnovo è automatico e comunque tu mi devi dare un preavviso, che ne so, di 8 mesi, cioè che vuol dire che comunque non so quando mai potrai darlo, se non di anno in anno, c'è una roba allucinante. Quella può essere comunque considerata clausola vessatoria e come tale va approvata autonomamente, non più quella doppia. Allora è molto più difficile tra l'altro fare dei contratti che possono tenere. Poi per qualche comunque società, che ormai ragazzi abbiamo telefonia, gas, luce, quant'altro, ti fanno firmare quello che vogliono, però la gente cosa fa di solito? Non va mai in causa. Mai. Perché ha paura di definire. Perché sono dei colossi, perché non tratti mai, perché già fai fatica a parlarci. Invece varrebbe la pena proprio perché... Delle volte sì, perché comunque questi grandi colossi fanno fede sul fatto che nella maggior parte dei casi le contestazioni che fai sono minimali. Certo. Cioè 100 euro, 200 euro, non di più. Non vai dall'avvocato per una cosa del genere e ci guadagnano. Infatti io tante volte neanche col servizio cliente riesci a parlare. Invece l'ultima cosa per assolutamente, ma è vero. Un minuto veloce. I contratti che possono essere accettati telefonicamente ti fanno dire sì al telefono, hanno valenza o non hanno valenza? Sì, hanno validità purtroppo ed è una, se voi di questa ne parliamo alla prossima, no, perché è importantissima, perché tutti gli anziani ci cascano tutti, che vengono registrati ed è una tragedia. Veramente. È una tragedia. Parliamo di tutela dei consumatori e permettiamo una legge del genere. Dai, Marco, è assurda sta cosa. Guarda, la prossima puntata la facciamo per un bel argomento. È perfetto, è vero. Allora, Marco, tienti lì la domanda perché la prossima settimana vogliamo veramente approfondire questo argomento che è veramente molto curioso e c'è da stare molto attenti. Bene, detto questo, Frida. Grazie Marco. Hai visto? Tu devi stare attenta a dirmi sì al telefono. Perché è un Io non dico mai di sì al telefono. No, tu mi hai detto sì tante volte al telefono. Devi farci piano a dirmi sì perché sai qua, diventa un contratto, poi possiamo farci... Vero e proprio, poi io vado da Marco. Voi potete tranquillamente passare davanti e fare quello che volete ragazzi, perché eccoli qua. Voi avete carta bianca, no? Tanto li avete già visti, insomma, sono arrivati, si sono allargati qua davanti a noi. Sono in due, abbiamo due ospiti. Due ospiti, va bene. Continua il nostro percorso di conoscenza per quanto riguarda appunto uno sport strepitoso a livello nazionale che ci sta dando tante soddisfazioni. La settimana scorsa ne abbiamo già parlato. Bravissima, esatto, e uno sport che per Imola è comunque un'eccellenza perché nasce, lo dicevamo la settimana scorsa, nasce circa 20 anni fa, 25 anni fa e quindi la settimana scorsa abbiamo parlato di sciabole, vero? Ti ricordi? Allora, questa volta parliamo invece di spada. Con l'allenatore Michele Mazzetti, ciao Michele, e un altro campione, un'altra eccellenza qui della nostra terra, Alessio Preziosi di Ravenna. Perfetto, benissimo. Spieghiamo un pochino la spada? Assolutamente. La con differenza questa tecnica tra... rispetto alla sciabola, esatto. Cos'ha la spada di diverso, Michele? Ma come tutte le armi della scherma nasce dai duelli bellici, no, del passato e nel tempo è stata resa sempre meno cruenta, sempre più sicura. Sì, tant'è che insomma chi perde non muore. Speriamo, no? E quindi, ci mancherebbe. E quindi uno la fa anche più volentieri. Ci sarebbero meno atleti però. La spada tocca solo con la punta, infatti c'è un bottoncino all'inizio, ok? Quindi fa punto solo se si schiaccia questo pulsante. Che poi è quello che si vede che si accende quando fanno il punto, diventa rosso, vero? Mi pare, no?
l'interruttore che faceva. Ah, guarda, quindi c'è proprio un interruttore nella spada, lo sapevi? pensa, No, no, non lo sapevo. assolutamente, io sto fosse un imparando. contatto metallico. Lo stesso concetto dell'interruttore, esatto. Ok, perfetto. E la particolarità della spada è che può toccare in tutte le parti del corpo. Dalla Quindi punta dei invece piedi alla punta della testa, alla sciabola, mentre ricordate che la sciabola poteva toccare soltanto dalla cintura in su. Assolutamente. Perché Perché veniva dai cavalieri, naturalmente, bravissimo, che cominciamo a entrare anche noi nel mondo della scherma, è bellissimo. Davvero, stiamo imparando tante cose. Da quanti anni tu, Michele, alleni? Possiamo dirlo? Io alleno dal 2001, sì. E prima ero atleta del Circolo Scherma Imola, quindi da nato e cresciuto sempre nella società. Dal 2001 alleno e continuo e mi tolgo anche delle soddisfazioni. E stai allenando qui a Imola, Alessio. vero? Alleno a Imola, esatto. Parliamo anche di Alessio, piuttosto. Assolutamente, Anche tu, perché Alessio. insomma un'altra eccellenza appunto della scherma italiana, anche lui indossa la tuta della nazionale italiana, quindi insomma Tu a breve lo hai vedremo iniziato? a grossi livelli. Io ho iniziato con mio zio Rosario, quasi subito, a 2 anni più o meno. A 2 anni? Sciabola, sì. Sono con la sciabola però qui a Imola. sbalordita. A 2 anni cosa fa uno con la sciabola, scusami? Con la sciabola, faceva con già la lo spada. spadaccino all'età di 2 È nato anni. con la spada. È nato armato. Sei il nipote di Don Diego della Vega. E là, mamma mia, incredibile, complimenti. E di lì è partita la passione. Sì, da lì poi andando avanti ho conosciuto poi un altro maestro, Guido Marzari, che è tuttora maestro che mi segue, visto che a Imola invece più che altro sul piano d'allenamento, perché è una palestra, una tra le migliori a livello sì, come atleti, come organizzazione. Mentre a Lugo, con il mio maestro Guido Marzari, mi occupo più sul piano tecnico della lezione e sulla preparazione grazie alla mia preparatrice atletica Annalisa Coltorti. Quindi tu ti alleni sia a Imola che a... Sì, esatto. Ecco, Lugo, Imola tra l'altro mi dicevi prima viene ad allenarsi per quanto riguarda l'attacco, vero? Diciamo che a Imola ha trovato una struttura organizzata e un ambiente adatto, un ambiente giusto e soprattutto anche tanti atleti forti con cui confrontarsi, che è importante, con cui confrontarsi ogni volta che vuole, e questo penso gli abbia permesso anche di fare un bel salto di qualità negli ultimi 2 anni. Anche perché è giovanissimo comunque, sì. è un 99. 99, e già si confronta anche a livello internazionale con eccezionali risultati. È stato convocato anche agli europei, sì, vero? Convocato, poi tu sei il numero 1 nel ranking Under 17. Sì, nel ranking mondiale Under 17. Quindi il futuro di un atleta di questo genere, chiedo a te Michele, cioè praticamente già proiettato nel... No, c'è ancora tanta strada da fare. Se uno continua a lavorare, sicuramente ci sono tutte le possibilità per arrivare molto in alto. Però sì, il lavoro è basilare. Assolutamente. Per i prossimi almeno 20 anni, ecco. Quindi lavoro, anche perché questa è la tua passione, se ce l'hai nel DNA da quando avevi 2 anni, credo che ormai sia veramente quello che vuoi fare, insomma, a tutti gli effetti, quindi continua. Possiamo anche magari chiedergli che progetti futuri avete voi adesso, in questo momento? I progetti futuri sono sempre a breve scadenza per noi, vincere la prossima gara. Poi dopo, vinta quella, penseremo a quella dopo ancora. Adesso che cosa avete in previsione? Adesso in previsione c'è un campionato italiano cadetti, ok? E come ha detto prima Alessio, un campionato europeo Under 17 da fare una bella figura, perché no, vincere, da Maribor. Vi chiedo una cosa, come vive un atleta che fa scherma lo stress del pre-gara, gara e dopo gara? Lo chiedo... Chi vuole rispondere? Chiediamo all'atleta. Dopo ti do un giudizio tecnico. Dipende sempre da persona a persona, tipo io lo vivo anche abbastanza bene. Come ti prepari per esempio all'incontro? Mentalmente dico. Mentalmente resto concentrato, uso anche la musica prima di entrare sulla pedana. Ti rilassa? Sì, mi rilassa molto. Poi vabbè, dipende da persona a persona. Ti immagini già il combattimento? Hai la visione di come sarà il combattimento? No, immagino quando sono in pedana, pensi a tirare. A tirare. Ecco, l'eventuale molto distinto. L'eventuale dopo gara, nel caso non sia andato proprio come ti aspettavi l'incontro. Si pensa alla gara dopo. Quindi con determinazione, totale, pensi sei già oltre. Anche se nella gara è andata bene si pensa sempre anche alla gara dopo. Ma con un allenamento magari più intensivo oppure sei sempre magari con gli stessi ritmi? Sempre con gli stessi ritmi, visto che tengo un ritmo sempre alto. Io avrei paura di te in pedana.
c'è uno sguardo fermo, una fa paura. Poi hai due occhi concentrazione. azzurri che sono veramente belli. Adesso non fa la piacciona. È vero, ma è un bimbo, dai. Appunto, dico, ragazzi, ci sono i genitori dietro. Tu fai il piacione con tutte le ragazze che passano ma da hanno almeno DTV. 25 anni. Scusami, adesso con tutto il rispetto. Ho capito, vabbè. Anche tu ce li hai azzurri, ma i suoi sono più belli. Assolutamente sì. Ecco. Ascolta Alessio, ti faccio i complimenti per quanto riguarda proprio la freddezza, credo che sia nel tuo carattere, perché ti vedevo anche dietro prima, ce l'hai proprio, insomma, sei un... Determinato. Sì, determinato, freddo, quindi credo che ti sai gestire bene a livello di carattere, credo, a vederti così. E invece tu Michele cosa dici? Di cosa dicevi? Cosa stavi dicendo per quanto riguarda la gestione? Ogni persona nella SPAD, nella scherma in generale, l'aspetto psicologico è fondamentale, no? E parte proprio dell'allenamento è proprio anche inteso a capire qual è per ogni atleta il modo giusto per approcciarsi alla gara. Alessio ha trovato il suo con la musica e qualcun altro magari preferisce andare a vedere il luogo di gara il giorno prima per trovare un ambiente già conosciuto quando sarà in pedana, e lui preferisce concentrarsi non sulla gara, non sull'assalto che sta per fare, ma mantenere la mente libera. Qualcun altro quindi ognuno ha il suo modo di... si adatta di più a cercare di visualizzare prima come può andare l'assalto. Questo comunque questo vuol dire anche conoscersi. Sì, perché è fondamentale. Tra atleta e maestro nasce un feeling speciale, ecco, direi, incredibile. Bravi, complimenti, Bene, perché dicevamo la volta scorsa che la scherma è una delle giovani promesse italiane, a parte sono quello, veramente importanti. Stavamo dicendo la volta scorsa che comunque è uno sport che ti porta veramente ad avere una preparazione fisica naturalmente, ma mentale di altissima concentrazione. Quindi in bocca al lupo per tutto. In bocca al lupo per tutto quanto. Poi ragazzi, vi seguiremo, insomma, poi magari torneranno. Ci vedremo sicuramente nell'Olimpo della scherma nazionale. Dai, in bocca al lupo, mantieni questa concentrazione che ti porterà sicuramente tanto avanti, ok? Grazie. Bocca al lupo ragazzi, grazie mille. A voi. Frida, che dire? Hai visto? Siamo qua. Che belli atleti che abbiamo. Ecco, fate pure tranquillo, ormai siete di casa, potete portarvi anche il tavolino finché ci siete. No, dicevo, Michele quando passa si sente. Sono veramente bravi questi ragazzi qui, sono ragazzi giovani ma hanno veramente tanto da dare nello sport italiano. Poi noi stiamo imparando uno sport davvero come la scherma che sta veramente avendo tantissimo successo. Piacevole, molto. Frida, siamo rimasti soli. Siamo rimasti soli. È tristissimo oggi io e te. Tu ed io. Siamo qua sopra, che adesso dobbiamo fare i saluti, ci avviciniamo un po'. Vicini così, ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Prossimo giovedì. Ci hanno abbandonato tutti, speriamo che la prossima settimana ci sia qualcuno qui con noi. Ciao, arrivederci a tutti. Vi buona settimana. Ciao, su DTV. storie e tanti altri programmi. Ciao ciao.